Marco Zambuto oggi ha accettato il confronto pubblico con Totò Pennica, ma nella sede RAI. Perché? Ma io ho fatto più di 10 confronti nella prima parte della campagna elettorale, oggi ne abbiamo fatto un altro. Per il resto mi sto confrontando con la città, mi sto confrontando e sto continuando a governare, a servire questa città, a parlare con i cittadini che hanno compreso il lavoro svolto in questi anni, assolutamente faticoso. Marco Zambuto da sempre denuncia il fatto che i parlamentari agrigentini sono stati lontani da Palazzo dei Giganti, da Marco Zambuto. Oggi l'europarlamentare del PDL Iacolino ha fatto vedere un biglietto aereo per Bruxelles, lei però ha rinunciato a questo viaggio. Ed è la verità. Io non ho partecipato alle comitive, ai bus turistici che l'onorevole Iacolino ha organizzato in questi anni, portando in gita turistica tante persone a Bruxelles a carico della comunità europea, nella consapevolezza che la comunità europea, per la regione Sicilia, che è una regione a statuto speciale, i finanziamenti vengono incanalati attraverso la regione siciliana, per cui infatti il comune di Agrigento ha partecipato ai bandi presentati dalla regione siciliana che venivano finanziati dalla comunità europea. Non ho partecipato alle gite turistiche, perché quando vado in gita turistica lo pago con i miei soldi, lo pago con i soldi della mia famiglia. Giuseppe Arnone oggi ha dichiarato di votare Zambuto, ha invitato gli agrigentini a votare Zambuto. Ecco, scoppia di nuovo l'amore tra Zambuto e Arnone. Guardi, per essere estremamente chiari, io con il Patto per il Territorio e la lista dell'UDC abbiamo scelto di non apparentarci con nessuno. Abbiamo scelto di continuare a fare la nostra campagna elettorale con la città, il nostro apparentamento, il nostro accordo è con la città di Agrigento e i cittadini. Arnone è uno che ha perso insieme ad altri soggetti che hanno perso. Per quanto mi riguarda non c'è alcun accordo con Arnone o apparentamento con Arnone. Arnone è un soggetto politico che ormai è in una parabola discendente, non sarò certo io a farlo ritornare sulla scena politica, che poi fa le sue valutazioni e dice che mi vota, certamente questa è una cosa che mi fa piacere, però il tema politico che il candidato di Alfano, non avendo più argomenti da porre in essere, cerca di avvelenare, di inquinare questa campagna elettorale attraverso il tema, riportando il tema di Arnone, è l'ultima delle falsità che può mettere in atto.